Anche oggi assistiamo, leggendo la stampa di questa mattina, alla vicenda Finmeccanica come se fosse una vicenda che riguarda Orsi e qualcuno che gli tira addosso. Io invito i cittadini elettori di esaminare i 42 atti parlamentari posti in essere dall'Italia dei Valori in questi ultimi 2 anni. 42, rivolti soprattutto a Monti e al suo ministro dell'economia. Atti che si sono tradotti in interrogazioni, mozioni, interrogazione e risposta scritta, ordine del giorno, ma di più. Alla fine abbiamo mandato gli atti anche alla Procura della Repubblica, sia di Genova, sia di Milano, sia di Roma, per avvisarli tutti di quel che stava accadendo e di prendere provvedimenti prima che il danno venisse commesso. E sentirmi dire ieri dalle televisioni che Monti rideva del fatto che qualcuno come Di Pietro si era permesso di preannunciare che lo avrebbe ridenunciato questi fatti, senza che nessun organo di stampa, nessun organo dell'informazione faccia vedere, carte alla mano, le prove documentali delle malefatte che venivano commesse all'interno e intorno a Finmeccanica, all'interno e intorno al movimento dei Paschi di Siena, e questo Ponzio Pilato di Monti che si è sempre girato dall'altra parte e che oggi pretende di venire a governare dicendo che si occuperà oggi della governance, oggi che ormai la frittata è fatta. In un paese civile oggi egli si doveva dimettere immediatamente, in qualsiasi paese civile se ne doveva dimettere quando lo abbiamo denunciato questi fatti, ma loro ci chiamavano populisti, giustizialisti, massimalisti. I fatti stanno qui a dimostrare che siamo al 17 febbraio, tra qualche giorno, saremo al 17 febbraio del 2013, nulla è cambiato rispetto al 17 febbraio del 1992. Stesse facce. Io alcune di quelle facce che sto vedendo adesso le ho già viste a San Vittore. Stessi comportamenti, ma con un aggravante in più rispetto al passato, che all'epoca si vergognavano per quel che avevano commesso e scomparivano, non avevano il coraggio di parlare. Oggi leggete la dichiarazione che ha fatto Berlusconi questa mattina, appena fatto, ve lo leggo in diretta. Ve lo leggo in diretta. Ecco qua. Berlusconi, magistrati giacobini che mandano l'Italia in malora. Cioè in malora l'Italia ce lo mandano i magistrati che scoprono i reati, non i delinquenti che li commettono i reati. E qual è la differenza tra il 92 e oggi? Che nel 92 abbiamo potuto reagire contro quel malcostume perché c'era una volontà popolare che si sentiva, aveva voglia di giustizia perché informata dalla stampa. Io oggi denuncio il comportamento della stampa, il comportamento dell'informazione, il comportamento soprattutto della RAI, di cui paghiamo il carico, che disinforma totalmente di quel che sta avvenendo. C'è stata una reazione del 92 rispetto a fatti uguali a quelli di oggi, positiva, perché i cittadini venivano avvertiti del male che avevano creato, stavano creando al paese quella classe politica di allora. Ci ritroviamo la stessa classe politica di allora e con un'informazione che ci fa credere che, eccola qua, ci fa credere che magistrati giacobini mandano l'Italia in malora. Cioè, questo signore qui sta chiedendo il voto ai cittadini italiani per andare al governo, per togliere di mezzo i magistrati giacobini che stanno scoprendo i reati. D'accordo? Questo è il dato di fatto. Oggi dobbiamo ritornare alla questione della legalità per cui è nata l'Italia dei Valori. E
dobbiamo renderci conto che dobbiamo chiedere il voto ai cittadini. Prima mi diceva giustamente il signore, ma poi vi alleati col PD. Noi non ci alleiamo con nessuno di questa classe politica. Allora, quando lei mi ha chiesto, ma Rivoluzione Civile troverà un punto di incontro col Partito Democratico. Il Partito Democratico prima deve rispondere ai cittadini perché ha consentito che venissero fatti provvedimenti pro corruzione, provvedimenti che hanno avvantaggiato la corruzione.